Non mancava mai di rispondere al telefono e se non poteva in quel momento richiamava, sempre disponibile a dare informazioni, a spiegare qualcosa, mai scocciato, mai superiore, anzi preciso, serio e cortese. È il primo ricordo che viene alla mente pensando a Piero Fossati, scomparso oggi a 80 anni. Per 10 anni, dal 2002 al 2012, è stato assessore alla viabilità e alla protezione civile e poi commissario straordinario dell'ex provincia di Genova nel passaggio cruciale verso la costituzione della città metropolitana. Fossati era l'esempio della buona politica, onesto, un lavoratore umile e preparato che conosceva ogni metro delle strade provinciali, ogni frana, ogni disagio. Un amministratore riconosciuto da tutti e oggi ricordato dal mondo della politica genovese, ma anche da tanti sindaci del Tigullio, in particolare da quelli dell'entroterra. La sua ultima apparizione pubblica è stata nel 2015, all'inaugurazione della nuova variante Settembrin, un progetto che aveva seguito per tutti i 10 lunghi anni dell'iter progettuale. Nell'edizione di quell'anno dell'Expo di Calvari, peraltro, ricevette un riconoscimento per il suo spirito di servizio. Facendo un passo indietro di un solo anno, Fossati aveva coordinato le squadre di intervento sulla rete provinciale colpita dal maltempo con innumerevoli frane, smottamenti e cedimenti di carreggiata per vari milioni di euro di danni. Fu sua poi la decisione, che spiazzò molti, di chiudere gli 88 istituti superiori dell'ex provincia il sabato, scelta che scatenò le polemiche ma che di fatto resiste ancora oggi a distanza di 5 anni. E poi tanti altri temi, dalla TP alla caccia, dall'ambiente ai rifiuti, Fossati non mancava mai di lavorare e documentarsi, con il desiderio di fare bene, non di scaldare la poltrona. Per questo, 5 anni dopo la sua ultima intervista, quel giorno piovoso a Settembrin, la notizia della sua morte ha portato una certa nostalgia per chi sapeva fare politica con grande umanità e spirito di servizio.